In Italia abbiamo sistemi che probabilmente sono anche migliori di Uber, e li abbiamo perché l'uso del digitale, delle centrali radiotaxi digitali in Italia, parte dalla fine degli anni '80. E quindi quando le prime segnali digitali permettevano di individuare il veicolo al quale ci stava rivolgendo. Quindi noi siamo abituati a parlare di digitale da quasi 30 anni. Qual è il problema? Che abbiamo una cattiva comunicazione, cioè nel cittadino, nell'utente, nel regolatore, probabilmente questo aspetto non è conosciuto o viene in qualche modo travisato. Mi riallaccio al discorso del Presidente. Io ho tralasciato i ringraziamenti perché mi sembravano superflui, parlato direttamente dal problema. Molto di quello che in qualche modo la comunicazione fa è in qualche modo non preciso. La questione dell'uso del contante dei POS, per esempio, in tutto il mondo non è obbligatoria e non è vincolata come si pensa cioè come ci viene raccontato in Italia. E così anche nel nostro settore, non è esattamente come in qualche modo viene illustrato. Anche se ci sono dei casi che ancora persistono sul territorio, e la prima slide che voi vedete è una città del mitico nord-est, e concordo con il Presidente quando dice che è più un'impressione esterna che interna, dove oggi un cittadino che vuole un taxi ha 45 numeri di telefono. Per chi vuole contarli sono 45. È una follia che nel 2014 esista ancora una situazione del genere. E parliamo di una città che in realtà poi tecnologicamente, dal punto di vista, è all'avanguardia. Cosa è successo in questi anni? In questi anni si è, diciamo così, è mutato l'esigenza del cliente. Il cliente che prima era su un luogo geografico, vedete la fila di persone in taxi, oggi quella fila in un luogo geografico di persone è invece nel mondo digitale. E noi dobbiamo andare a cogliere questa fila che non riusciamo a vedere ma che c'è nel mondo digitale, quindi avere degli strumenti per andare a intercettare quelle che sono le esigenze del cliente, in quanto queste nuove tecnologie che vengono dall'America vanno a intercettare l'esigenza del cliente, che è un po' quello che diceva il professore prima, cioè cosa ha bisogno il cliente, partire dal bisogno del cliente e immaginare nuovi servizi e nuovi prodotti. Questi sistemi che vengono dal mondo anglosassone principalmente nascono perché? Perché nel mondo anglosassone, inglese e americano, i radiotaxi non esistono. C'è l'uso di utilizzare il taxi con la famosa alzata di mano, cosa meno utilizzata qui in Italia, ma non che non si possa fare, perché manca proprio un centralino, una centrale telefonica che smisti in qualche modo le chiamate. Quindi da questo punto di vista nascono per quel tipo di esigenza. Vengono dove? In un settore invece come l'Italia, come la Germania, come la Spagna, un po' meno la Francia, dove invece questi sistemi di centralini telefonici sono in uso da 40 anni. Però consapevoli dell'esigenza del cliente, del mondo che cambia, cosa abbiamo fatto in Veneto? Proprio pensando al futuro e immaginando un futuro possibile, perché la questione dell'applicazione digitale è una soluzione apparentemente semplice a un sistema molto più complesso. Perché? Perché la complessità è data dal fatto che se noi mandiamo un aereo unmanned senza uomo sull'Afghanistan, o mandiamo una nave a fare ricognizione senza equipaggio lungo le coste, è inimmaginabile che nel 2000X un veicolo non possa circolare senza conducente. Quindi la soluzione è molto più complessa che non. Uber sta pensando a questo, perché Uber è un'applicazione che ha registrato il marchio 10 anni fa, nel 2004. Quindi noi come artigiani dobbiamo capire che se il futuro è il veicolo senza artigiano, come ci introduciamo in questo elemento? Per chi ha la mia età, che aveva visto Blade Runner nei film dei fine anni 70, che già lì c'era questa. Siamo a quasi 40 anni, io 76, 78, e ci stiamo avvicinando. Come ci poniamo noi in Veneto? Consapevoli di questo abbiamo detto l'esigenza di semplificare. Semplificare vuol dire un unico numero di telefono, un unico numero SMS e una unica app. E lo abbiamo costruito in questi 10 anni mettendo insieme 500 imprese artigiane del Veneto. Cosa non semplice, perché vuol dire, facendomi sempre il discorso del professore di prima, la differenza tra impresa significante e impresa insignificante. Il tassista che è da solo davanti all'ospedale, piuttosto che davanti alla stazione, che attende un cliente, è insignificante rispetto al complesso di esigenze del cliente. L'impresa significante è quella che dice: tra 20 anni succede questo, andiamo tutti assieme a questo nostro obiettivo. Quindi la forza che all'interno di Confartigianato mettere insieme 500 imprese in 6 province
e oggi dicono che l'applicazione tecnologica che è nostra, che è AppTaxi, ha 2000 download e 700 utilizzi al mese. Perché? Perché oggi la maggioranza della popolazione è una popolazione che non è digitale, è una popolazione che usa ancora il telefonino in modo tradizionale. Però il futuro sarà quello, e sarà quello perché la slide successiva, che è questa, dove voi vedete cosa? Vedete che quella persona che gestisce da un lato il cliente e da un lato le vetture rappresenta un collo di bottiglia, cioè è in grado di fare poche funzioni in brevissimo tempo. Per questo il digitale è assolutamente il futuro, perché i tempi di assegnazione delle corse con il metodo analogico erano di 1 minuto, quindi 1 minuto in attesa al telefono. Con il digitale analogico l'abbiamo dimezzato, con la app questo tempo si avvicina all'inferiore di 10 secondi. Centrale di Padova oggi è all'avanguardia in Italia, questi sistemi riesce a lanciare le corse. Noi siamo passati dal radiotaxi cittadino al radiotaxi prima provinciale, oggi regionale, ma dovremo pensare in un'ottica nazionale e probabilmente europea, perché questo è il futuro che ci aspetta. Dobbiamo avere capacità di fare rete, sintesi, squadra e quant'altro per arrivare a questa standardizzazione del servizio. Già oggi in Italia abbiamo continuiamo nel nostro individualismo, nel nostro visione di quartiere, dico io, Milano ha 2 applicazioni che si basano sul numero telefonico, cioè se voi andate su internet e fate il download di queste applicazioni si basano sul numero telefonico. È pazzesco pensare che una città che si avvicina all'Expo abbia questa situazione. La stessa Hit Taxi ha un logo che si limita all'Italia perché è comunque caratterizzata a livello nazionale. Taxi Click invece, quella centrale, che è italo-spagnola, è già un'applicazione meno caratterizzata dal punto di vista territoriale. L'applicazione che noi abbiamo pensato in Veneto è un'applicazione invece totalmente rivolta all'Italia prima e all'Europa poi. Perché non è caratterizzata da alcun simbolo locale e soprattutto, guardando a quello che avverrà, nel 2012 abbiamo registrato il marchio europeo in tutti i 27 paesi della comunità, quindi oggi siamo pronti in qualche modo a dialogare con i nostri colleghi degli altri paesi e mettere a disposizione questa risorsa non in un'ottica di, diciamo così, di mero profitto, ma nell'ottica di dire dobbiamo in qualche modo combattere questi sistemi che vengono dal mondo americano, dal mondo anglosassone, di massimalizzazione, di standardizzazione, con un unico sistema che deve essere uguale per tutti, le tecnologie aperte, leggibili a tutti, che favoriscono alla fine solamente il cliente. Questo è un po' il messaggio che stiamo tentando di dare ai nostri soggetti, ai nostri artigiani, e che perseguiamo con costanza tutti i giorni, grazie poi al sostegno di Confartigianato e di tutti, diciamo così, i funzionari che in qualche modo ci danno una mano.